Ciao ragazzi, oggi sono qui a fare dei sentieri sulla strada per Val di Elama, sopra Mezzomonte, e devo darvi una notizia. Qui al bivio dove si va per prendere il sentiero Longiarezze, Troi dei Mui eccetera, purtroppo la strada è sbarrata, chiusa per lavori in corso. Termina i lavori 21 luglio 2026. 2 anni chiusa? Spero di no. Nei comuni della fascia pedemontana pordenonese da Caneva a Cavasso Nuovo e la Val Colvera o Colvera. Dunque credo che sia al termine dei lavori questi qua, tutti insieme. Speriamo bene, anche perché adesso, se Dio vuole, dovrebbe arrivare l'estate, il tempo dovrebbe migliorare, forse. Allora a piedi credo che si riesca a passare, ma in bici, se non è accessibile questo punto qui, ci sono altre entrate. Per esempio il sentiero che parte lì della chiesa dietro e va su per il Sant'Antonio fino all'incrocio che poi sbuca anche su questa strada qui, dove poi lì a destra si prende sia per Longiarezze sia per la Rolling Stone. Quello dovrebbe essere accessibile anche in bici, l'ho visto fare uno in gravel, quel sentiero lì. C'è l'accesso poi tra il 985 che viene giù da Valle Frizzo, quello che viene su direttamente dal paese, o addirittura dal Troi del Mui, per cui l'accesso che si prende dalla parte della Venezia ai Nevi ad Ardago e poi arriva su Col Scussat e scende giù di qua. Vabbè, vedete un po' voi. Ciao.